Buonasera. Anche per questa puntata Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. La puntata di oggi è dedicata proprio alla Regione Veneto, alle prossime elezioni del suo presidente e della futura composizione del Consiglio. Approfittiamo così per parlare di storia e nello specifico del progetto archivistico denominato Governo Veneto. Anche se la Regione è l'ente territoriale più giovane tra quelli previsti dalla nostra Costituzione, il suo percorso ha già superato il mezzo secolo di storia. Oggi, arrivata all'11ª legislatura, la Regione del Veneto può guardarsi indietro con consapevolezza, forte di una lunga e articolata esperienza istituzionale. Tutto ebbe inizio nei primi giorni dell'estate del 1970. Il 7 e 8 giugno i cittadini veneti si recarono alle urne per eleggere il primo consiglio regionale. Quel momento segnò l'avvio ufficiale dell'autonomia regionale. Pochi giorni dopo, il 6 luglio, si tenne la seduta inaugurale del nuovo consiglio e il 1 agosto dello stesso anno fu eletta la prima giunta, che si riunì per la prima volta pochi giorni dopo. Da allora alla guida della regione si sono alternati numerosi presidenti e giunte, ciascuno con il proprio stile, le proprie priorità e spesso con assetti diversi nel corso del mandato. Non sono infatti mancate le occasioni in cui singoli assessori si sono dimessi o sono decaduti e in quei casi si è proceduto alla loro sostituzione, inizialmente con un voto nominale del Consiglio, poi, a partire dalla riforma costituzionale del 1999, su decisione diretta del Presidente della Giunta, poiché da quel momento viene eletto direttamente dai cittadini e ha il potere di nominare i propri collaboratori. Anche all'interno delle giunte stesse non è raro che vengano ridistribuite le deleghe tra assessori. Lo Statuto regionale, infatti, prevede la possibilità di ridefinire in qualsiasi momento i compiti permanenti di ciascun componente, in base alle materie affini su cui lavorano. Tutta questa storia, fatta di atti ufficiali, decisioni amministrative, decreti, deliberazioni, è custodita con cura negli archivi della segreteria di giunta presso Palazzo Balbi. È lì che si trova la memoria viva e concreta dell'evoluzione dell'istituzione regionale, un patrimonio documentale che non ha solo valore giuridico-amministrativo, ma anche storico ed archivistico. Proprio per preservare questa ricchezza informativa e renderla accessibile è nato il progetto Governo Veneto, un'iniziativa pensata per raccogliere, aggiornare e sistematizzare tutti gli atti ufficiali che riguardano la composizione e l'attività degli organi esecutivi della Regione, Consiglio, Giunta e Presidente, con particolare attenzione ai cambiamenti nella struttura e nelle funzioni di governo, come previsto dallo Statuto agli articoli 30 e 33. Il progetto rappresenta oggi uno strumento fondamentale per comprendere il funzionamento del governo regionale e per ricostruire passo dopo passo la storia istituzionale del Veneto. Un modo per valorizzare la memoria dell'ente e offrire a cittadini, studiosi e operatori una fonte autorevole, ordinata e sempre aggiornata. Come sempre io vi saluto, vi auguro un buon Veneto Regione e un buon Veneto giornale, oltre ad una buona serata. Ah, dimenticavo, presto è in uscita l'edizione cartacea de Il Veneto, direttamente a casa vostra. Buona serata e buona trasmissione. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk. Io sono Matteo Venturini, anche questa sera siamo in diretta su Caffè DV24, emittente che è possibile raggiungere attraverso i canali 85 per il Veneto, 88 per il Friuli Venezia Giulia, 112 per la Lombardia, altrimenti col digitale terrestre, la Smart TV sul 19 Freccia Su
e selezione Caffè TV24, oppure 133 a livello nazionale, sempre Freccia Su, Regione Veneto e canale appunto Caffè TV24. Questa sera il titolo della nostra puntata è Equilibri regionali, la nostra ultima puntata stagionale, e come sempre ho degli ottimi ospiti in mia compagnia. Partiamo da Alessandro Bitz, giornalista. Buonasera, grazie dell'invito. Abbiamo Elisa Venturini, consigliere regionale per Forza Italia. Buonasera, tua omonima Matteo, grazie per l'invito. Giuseppe Palomba, Rifondazione Comunista Padova. Buonasera. E abbiamo Fabio Casetto, nostro opinionista. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Questa sera abbiamo anche il piacere di avere con noi il pubblico che è composto da soci dell'Associazione Identità Veneta, nonché partecipanti all'iniziativa che stiamo tenendo da ormai qualche settimana, che è l'Accademia Tecnico-Amministrativa, e serve appunto per formare persone volenterose che magari in futuro potrebbero anche pensare a una candidatura civica o meno, insomma. Bene, allora partiamo già dagli nostri argomenti, però prima, a proposito, proprio il nostro pubblico deve mostrare una cosa che abbiamo appena visto con il nostro Jacopo Cepparo, ed ecco qui il numero 0 del Veneto, che molto presto, subito dopo l'estate, verrà consegnato direttamente a casa vostra, gratuitamente. Partiamo appunto con gli argomenti. Come abbiamo detto, si parla di regionali, si parla di elezioni regionali e parliamo soprattutto di Regione Veneto. Partiamo dalla situazione riguardante il passato e il presente. Come valutate ad oggi l'operato del presidente Luca Zaia e della sua giunta? Partiamo da Alessandro Bitz. Beh, Matteo, mi è venuto in mente, io conosco Zaia da tanti anni, mi è venuto un flash proprio adesso che correva il 95 del secolo scorso, io avevo 20 anni e io abito nel paesino a fianco di un certo Luca da Bibano che veniva a darci una mano a fare la lista per le comunali. Poi un po' di tempo dopo quel Luca da Bibano ce lo siamo trovati presidente della provincia di Treviso, quindi io ho vissuto, diciamo, ho visto, diciamo, sono stato protagonista della vita politica di Luca Zaia anche da cittadino della provincia di Treviso, e abbiamo visto, ci siamo resi conto all'epoca quanto la provincia fosse importante, mentre prima non ci rendavamo neanche conto che ci fosse quasi una provincia, no? Questo per dire l'impegno che ci metteva Zaia nel valorizzare anche tutto quello che era la nostra identità provinciale, l'identità locale, le nostre aziende, il nostro territorio, un pallino per il turismo, per il marketing, per la promozione in generale. E quindi il percorso poi di Zaia da presidente della regione è stato un allargare gli orizzonti di quanto era già stato fatto da lui in precedenza. Pertanto credo che si chiuda, no? Perché ormai sì, di terzo mandato o quarto, insomma, non si parla più, si chiuda sicuramente un'epoca per il Veneto di buona gestione, che lascerà sicuramente il segno, un ottimo ricordo. Poi si può parlare di tutto e di più perché gli argomenti sono tantissimi. Allora io volevo, prima di passare la parola ad altri, ringraziare Alessandro Bitz, perché insomma quest'anno, tra l'altro, quest'anno era l'anno scorso, mi pare quest'anno, ricorrono i 50 anni del giornale che tu dirigi, che è Il Piave, sì. Ed è il giornale con il quale io ho iniziato a fare il giornalista, quindi insomma ti sono molto grato, e quest'anno abbiamo tanti giornali qua in studio. Sì, insomma è un segnale positivo, no? In un'epoca in cui si sente dire di tutto e di più sulla carta stampata, vedere rifiorire una vecchia storica testata è un momento di gioia, quindi i migliori auguri per la continuazione. Vorrei sentire cosa ne pensa Giuseppe Palomba. Di cosa? Luca Zaia e il suo ultimo mandato, insomma, gli ultimi... Ovviamente la mia opinione non può coincidere perché, come dire, questa regione ha
inventato un modello economico che non è sicuramente colpa di Luca Zaia, ma che mostra la corda e sul quale si continua a puntare in maniera evidentemente antistorica e antieconomica. Ha spinto l'acceleratore. È difficile fare un discorso così, ma il Veneto è una regione che ha la sua storia, la sua identità, la sua importanza e la sua cultura, contro la quale niente c'è da obiettare. Ma l'idea autonomista del presidente Zaia è un'idea in sé antistorica, ma anche contraria agli interessi dei veneti. Poi andrebbe argomentato, immagino che nell'arco della serata lo faremo. E poi tutte le grandi conquiste dalla idea della sanità locale che va come va, anche su questo immagino che poi si potrà entrare nel dettaglio, che vengono come dire, portate come fiori all'occhiello, ma che in realtà sono, a mio parere, non dico un disastro, ma poco ci manca, all'ambiente di questa regione che è stato ampiamente massacrato. È la regione fra quelle più velocemente cementificate d'Italia, se non la più cementificata ultimamente passata in testa alla classifica. Sono sicuro della provincia di Padova, non sono sicuro del Veneto. Ha scelte come quelle delle Olimpiadi, sono tutte cose su cui evidentemente possono esserci opinioni diverse, ma sulle quali io non mi trovo per niente d'accordo con l'operato non solo di Luca Zaia, ma dei governi che l'hanno preceduto. Passiamo la parola ad Elisa Venturini. Rispetto a quanto appena dichiarato, mi trovo in posizione esattamente contraria, esattamente opposta. Nel senso che io penso che il modello economico di questa regione ha permesso a questa regione, che era una delle più povere d'Italia, di venire fuori dalla miseria, dalla pellagra, dall'emigrazione, e l'ha resa una delle regioni traino d'Italia, perché con tutte le difficoltà economiche che si stanno vivendo anche in questo momento, continua, grazie anche alla nostra classe imprenditoriale, grazie alle nostre aziende. Proprio oggi ero in visita ad una azienda del nostro territorio dove si vede la laboriosità, la voglia comunque di andare avanti, di tenere in piedi la nostra economia da parte dei nostri imprenditori e da parte delle nostre aziende. Quindi tanto di cappello per quello che fa la nostra appunto classe imprenditoriale. È una regione dove viene dipinta a tinte fosche secondo una visione comunista, ma guardate, è una regione dove ci sono 70 milioni di presenze di turisti, cioè è una delle regioni, anzi la regione più frequentata da un punto di vista turistico a livello italiano. È una regione dove la sanità sicuramente può essere migliorata, il problema delle liste d'attesa ce le hanno tutte le regioni d'Italia, è un problema italiano, ma dove 1/3 dei nostri letti sono occupati da persone che provengono da altre regioni. E questo perché, che se ne dica, abbiamo nell'ambito sanitario i migliori operatori e professionisti, abbiamo anche 2 università importanti, la scuola di medicina che c'è a Padova, l'Università di Padova, quella di Verona, fanno scuola e qui vengono formati poi i professionisti. Poi vi ripeto, sull'organizzazione può essere sempre migliorata, però di fatto noi anche a livello sanitario abbiamo delle eccellenze. Quindi dico, si può intervenire, si può migliorare, si può fare di più, però è altrettanto vero che rappresentare in maniera negativa il Veneto, se noi andiamo a confrontarlo anche con altre parti d'Italia, e mi permetto di dire, magari con altre parti d'Europa, e aggiungo con altre parti del mondo, forse non ci rendiamo conto del benessere nel quale viviamo e nel quale siamo vissuti fino a questo momento. E io penso che la classe dirigente dovrebbe, del Veneto, cercare di essere sempre all'altezza per continuare ad amministrare questa regione, cercare di dare al meglio quelli che sono i servizi che diventano fondamentali per i veneti, sapendo che davanti noi abbiamo delle sfide non da poco, come il cambiamento climatico, che sicuramente condiziona
l'invecchiamento della popolazione, le denatalità che andranno ad influire pesantemente sul sistema sanitario, sociale, lavoristico del nostro paese. Quindi ci sono delle sfide davanti e non indifferenti alle quali noi dobbiamo cercare di essere pronti, e ben venga che ci sono delle persone che abbiano voglia anche da un punto di vista amministrativo di formarsi, perché amministrare la cosa pubblica è difficilissimo, e con i partiti che non sono più quelli di un tempo, che magari formavano e creavano poi un percorso ad hoc per le persone, va molto anche all'impegno personale e al fatto che le persone vogliano impegnarsi per cercare di mettersi a disposizione degli altri in una, e chiudo, società sempre più individualista, dove il bene collettivo e il bene comune non è che sono proprio le priorità, e quindi avere delle persone che invece hanno voglia di dedicarsi, tanto di cappello, speriamo anzi ce ne siano sempre di più. Fabio Casetto. Anch'io, come Alessandro Biz, conobbi Luca Zai negli anni 90 in tutt'altro contesto. Io facevo il DJ, facevo musica a discoteca, quindi il contesto in cui lo conobbi era tutt'altro. Bisogna dargli atto che era un catalizzatore di persone encomiabile. A 30 anni presidente di una provincia, chapeau. Insomma, ha lavorato molto bene fra i giovani, perché appunto quello era il suo, diciamo, hobby, lavoro, mestiere, quindi ha lavorato sul territorio ed è riuscito, insomma, a farsi strada. Piccola premessa solo per agganciarmi all'esordio di Alessandro. Per quanto riguarda l'opinione su Zaia, faccio una piccola premessa, mi collego alla consigliera Venturini. Il discorso del turismo: noi abbiamo la fortuna di avere tra le montagne più belle al mondo e comunque un mare e una pianura, dei colli, quindi non è che li ha inventati Zaia, Galan o tutti i precedenti doge che abbiamo avuto, come alcuni lo chiamano, insomma, presidenti delle regioni nel Veneto. Ci troviamo ad avere una regione eccellente e quindi quello già da sé funge da catalizzatore. Poi le modalità della gestione del turismo ne possiamo anche parlare, basta farsi 2 passi a Cortina, vedere come ferma agli anni '80 proprio per una gestione destrorsa del comune, del turismo e di quant'altro. Pensiamo poi alle Olimpiadi, creare una pista da bob, insomma, che sappiamo già che rimarrà una cattedrale del deserto proprio ai piedi delle Tofane, dove ci passi sopra, con una delle funivie più suggestive che abbiamo in Veneto. Secondo me non è stata la scelta migliore, come non è stata una scelta migliore quella di creare una superstrada, un'autostrada che è pochissimo praticata, dati tra l'altro che si possono reperire facilmente in internet sulle percorrenze. Non è, secondo me, stata una scelta azzardata. Io, per carità, mi occupo di edilizia, mi occupo di urbanistica nella mia vita, quindi posso altro che dare qualche dato su quello che sono le decisioni poco condivisibili per quanto riguarda la gestione urbanistica. Ricordiamo il piano casa del 2013 che ha consentito degli ampliamenti assurdi anche nei nostri centri. Si poteva ampliare, quasi raddoppiare se poi facevi superamenti di classe energetica agli edifici, e ha creato diciamo un ulteriore aggravio di volumetrie nel territorio. Oppure qualche anno dopo il fatto di poter consentire i famosi 800 metri cubi nelle zone agricole, o la nuova legge regionale, o meglio degli aggiornamenti della legge regionale che abbiamo in vigore, che poi ha consentito delle deroghe che metro cubo di qua, metro cubo di là, hanno aggravato anch'esse pesantemente il carico urbanistico nel nostro territorio, portando appunto la Regione Veneto tra i primi posti in Italia, credo la seconda se non la prima, ma ce la conteniamo di pochi metri cubi in Italia per consumo di suolo, al netto di tutte quelle che sono le propagande green, verdi eccetera, però tant'è che i dati parlano da soli. Quindi secondo me il giudizio, per quanto mi compete, non può essere positivo sull'economia, sul fatto che comunque la Regione Veneto, come diceva appunto la consigliera, si è riboccate le maniche eccetera. Non è che avevamo la pellagra l'altro ieri, l'abbiamo superata ben ampiamente prima anche di Luca Zaia. C'è anche da dire che comunque è una regione dove molte industrie importanti, Zanussi, mi vengono in mente alcune, hanno delocalizzato all'estero per ovvi motivi fiscali. Quindi anche questi grossi imprenditori negli anni, specie anni '80, quando si poteva, diciamo, fare un po' di finanza creativa, passatemi il termine, si sono ben arricchiti su questo modello veneto, e poi
sempre in nome appunto dell'arricchimento, perché il Veneto appunto ce l'ha proprio nel DNA il Maton e a casa e Scheo, e hanno delocalizzato e ci siamo trovati anche con delle crisi occupazionali che passano in secondo piano. Andiamo avanti con gli argomenti perché ne abbiamo di molto caldi tra l'altro, e poi faremo un focus in modo particolare per quanto riguarda la sanità, quindi insomma avete leggermente anticipato un argomento che andremo a trattare in maniera più approfondita. Elezioni regionali e futuro personale. In riferimento ad accuse rivolte alla sua persona, Zaia dichiara: è legittimo che la Lega chieda un suo rappresentante, ma questo non c'entra nulla con quello che farò io in futuro. Tralasciando per il momento commenti sui futuri candidati, prendiamo in analisi questa dichiarazione. Che cosa ne pensate? E partiamo da Giuseppe. Di nuovo, penso che sono affari loro. Non è un mio problema chi sarà il candidato della Lega o di chiunque altro, e non è un mio problema quali sono le divisioni all'interno del centrodestra, che pure esistono. Il mio problema è semmai stabilire se esiste la possibilità di sostituirli al governo di questa regione. Chi candida non è affar mio, e quali sono le beghe fra Zaia e il suo partito non è affar mio. Ok, passiamo ad Elisa. Allora, per quanto riguarda la guida del Veneto, allora adesso si apre uno scenario importante, interessante, nel senso che dopo 3 mandati del presidente Zaia, perché vi ricordo che è stato eletto nel 2010, la questione del terzo mandato in realtà in questo caso per il presidente Zaia sarebbe il 4º mandato. E se mi permettete apro una parentesi molto veloce per spiegare questa cosa che mi chiedono sempre i cittadini. Allora, nei primi anni 2000 lo Stato, cerco di spiegarla anche semplicemente brevemente, approva una legge con la quale dice sostanzialmente i presidenti di regione restano in carica 10 anni, cioè 2 mandati. Questo principio, stabilito con legge dello Stato, doveva essere recepito da ogni regione con una legge elettorale che andava quindi poi a dettagliare, ma doveva comunque applicare questo principio. Le regioni lo hanno fatto con tempi diversi. La regione del Veneto, questo principio stabilito con legge nazionale, ha deciso di recepirlo nel 2012. Il presidente Zaia era già presidente dal 2010 e con quella legge regionale si dice sostanzialmente: benissimo, noi come Regione Veneto recepiamo dallo Stato il principio, il limite dei 2 mandati, cioè di 10 anni, però facciamo così. Non consideriamo il mandato che il presidente Zaia stava già facendo, ma facciamo eventualmente dai prossimi mandati. Per cui Zaia ha fatto un mandato che non è considerato perché il limite dei 2 mandati è stato fatto partire quindi successivamente. Ecco perché noi parliamo di terzo mandato. La regione Campania, con De Luca, di recente, ha fatto la stessa identica cosa, doveva ancora recepire quel famoso principio, l'ha fatto, e invece il presidente della Campania, De Luca, dice: facciamo così, va benissimo il principio stabilito allo Stato dei 10 anni, quindi dei 2 mandati del presidente, però il mandato che io ho già fatto non lo consideriamo, consideriamo quello che sto facendo ed eventualmente il prossimo. Solo che in questo caso, quindi il principio viene sempre applicato, cioè dei 10 anni dei 2 mandati, solo che dipende da quando tu lo fai partire. È che nel caso della Campania è stato impugnato dal governo e in quel caso è intervenuta poi la Corte Costituzionale che sostanzialmente dice: no, non è possibile fare, i mandati sono 2 e la regione Campania non può fare il ragionamento che faceva De Luca, e quindi è stato bocciato. Quindi questo per dire che i mandati che adesso sono stati portati a termine dal Presidente, che saranno portati a termine, sono 3. A mio avviso ha amministrato bene questa regione, l'ho sostenuto, l'abbiamo sostenuto come Forza Italia, e non sputo mai sul piatto dove mangio. Può essere migliorata, sicuramente come sempre si può migliorare. Quello che dico è la prossima volta magari anche Forza Italia, che è componente della maggioranza, potrebbe avere dei rappresentanti nell'ambito della giunta e quindi degli assessorati, cosa che in questa fase non ha avuto, in
in questa legislatura e questo mandato, e questo può permettere, a nostro avviso, di dare anche maggiormente il nostro punto di vista, di essere anche più incisivi come parte moderata, liberale, che vuole dare appunto il proprio contributo e la propria impostazione nella politica di questa regione. Fabio? Ma sono più o meno sulla linea di Giuseppe. Alla fine della fiera, secondo me, prima di tutto, Luca Zaia dovrebbe chiarire cosa vuole fare da grande, fra virgolette, cioè dopo l'avventura politica, cioè se battersi per essere rieletto in regione, cosa che abbiamo capito che ormai non è tecnicamente fattibile, o se per mano di qualche accordo che comunque anche a me sinceramente non riguarda, verrà ricollocato in qualche luogo politico, qualche ministero, piuttosto che qualche altro, diciamo, ruolo governativo. Quindi sinceramente, lo dico così, sorridendo, abbiamo già, almeno della mia fazione politica, le nostre carte un po' da chiarire, programmi da scrivere, al di là della persona che sarà poi il candidato. Se la domanda è Luca Zaia che decida cosa vuole fare, ma che lo decida ampiamente con la sua maggioranza, con i suoi sostenitori, con i suoi uomini. Tutto qua credo che sia proprio anche una forma di rispetto, una forma di trasparenza. E poi i giochi mettono uno di Forza Italia, mettono uno di Fratelli d'Italia, mettono uno della... Sì, va bene, la politica funziona così e sinceramente, francamente me ne infischio, come si diceva su una frase celeberrima. Aggiungo una cosa però che forse è stato poco chiaro Fabio, Luca Zaia si può candidare ma come consigliere, Sì, certo, in questo caso, per okay. carità. Alessandro? Beh, quello che farà Luca Zaia penso che sia anche, deciderà insomma di fare qualcosa, ma quello che ci interessa più che altro guardare è chi guiderà la regione Veneto, di quale forza politica della coalizione sarà il prossimo presidente. Qua si gioca la vera battaglia all'interno del centrodestra, dove si scontrano soprattutto fra alleati Lega e Fratelli d'Italia, senza contare anche Forza Italia che con Tosi si sarebbe già espresso in questo senso. Per la Lega è una battaglia importante perché la Lega negli ultimi anni ha perso dei consensi, è ben radicata dove ha bravi amministratori come Zaia, quindi perdere la guida della Regione Veneto sarebbe un duro colpo per il partito di Salvini. D'altra parte Fratelli d'Italia ha dalla sua i consensi trainati soprattutto dalla leader Meloni e quindi qui si giocherà la grande battaglia, diciamo, o la partita a scacchi che dovrà trovare poi una quadra. Abbiamo letto per esempio nei giornali recentemente che la situazione potrebbe sbloccarsi con la presidenza a Fratelli d'Italia e Zaia che torna, come fece prima di fare il governatore, a fare il ministro, anche perché potrebbe, le voci dicono, andare ad occupare il ministero del turismo con la Santanchè, con tutti i problemi che sappiamo, no? E quindi sappiamo benissimo che anche gli ambiti, diciamo, dove Luca Zaia si muove meglio sono quelli dell'agricoltura e quelli del turismo, quindi potrebbe essere anche questa la situazione che sblocca tutto, però lo scopriremo. Allora andiamo avanti, partiamo da esigenze future. Di che cosa ha davvero bisogno la Regione Veneto da qui in avanti? E partiamo da Fabio. Di cosa ha bisogno? Ha bisogno, secondo me, prima di tutto bisogna ripartire dalle persone, bisogna comunque trovare delle politiche che mettano al centro le persone e non tutto il resto. Se non capiamo questo concetto qui, secondo me è anche sbagliato, come dire, parlarne, quindi prima di tutto le persone. Poi vado un po' a spot, abbiamo grossi problemi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale in tutte le province
e come sappiamo comunque è un titolo a capo della regione, quindi secondo me mettere ordine un pochettino sul trasporto pubblico locale, ridisegnare un po' gli asset, cercare di concordare meglio con i comuni, con tutti i comuni, anche se hanno dei colori diversi politici rispetto a quelli della regione, penso sia già un buon punto di partenza. Poi, l'ho detto prima, per quanto riguarda una gestione del territorio più attenta, cercare di rivedere un attimo la Veneto 2050 e cercare un attimo di evitare tutto quello che possono essere le famose deroghe o tutto quello che è stato poi in passato i famosi piano casa che, come dicevo poc'anzi, hanno maltrattato il territorio. Ma vado un po' a spot perché altrimenti vorrei poi lasciare, insomma, sentire anche gli altri invitati cosa ne pensano, per poi eventualmente magari replicare o dibattere. Poi la sanità, giusto quello che diceva prima la consigliera Venturini, abbiamo medici, bravi medici, per quanto concerne la gestione qualcosa sicuramente da rivedere, anche sull'orientamento che ha la sanità in Veneto, perché l'orientamento che traspare è quello che stiamo andando verso una direzione di privatizzazione in qualche maniera, pensiamo anche alla... Fabio, scusa se ti interrompo, ma parliamo dopo scusa, della sanità. Perdonami. Quindi, tralasciando la sanità, che allora magari ne parleremo dopo, grazie Matteo, ci sono poi anche i temi ambientali, si accennava prima, siamo innanzi comunque a una crisi climatica a livello mondiale, il Veneto ha molte aree climatiche e anche qui sarebbe il caso di cominciare a affrontare le biodiversità che ci sono in ogni area e quindi adattare anche i modelli economici di sviluppo, di agricoltura, di società e di trasporto anche in base ai cambiamenti climatici. Faccio un esempio banalissimo, nella vicina Austria i nuovi impianti di risalita sotto i 2000 metri non li costruiscono più, partono da 2000 metri in su. Qui in Italia invece stanno progettando delle cabinovie anche sotto i 1500 metri per il turismo invernale. La cosa un pochettino mi lascia perplesso, quindi vedo altro sinceramente più che uno sviluppo del turismo, ma lasciamo stare. Ecco, un'altra esigenza, l'esigenza casa, ricordiamoci che l'ATER comunque è in capo alla regione, quindi comunque tutto quello che concerne le politiche abitative, i numeri sbandierati 2 o 3 settimane fa sui giornali non erano esattamente quelli che poi riscontriamo sui territori, basta poi farsi un giro nei comuni, fare un giro un pochettino nelle associazioni di categoria e ci danno una lettura diversa di quella che è l'esigenza casa e la risposta regionale sul problema appunto dell'esigenza, caro affitti, persone in difficoltà, quindi intesa anche come nuove edificazioni o recupero, ripristino del patrimonio edilizio. Mi fermo qui, insomma. Beh, è un bel calderone di idee sicuramente. Sono curioso di sentire Giuseppe, perché quando si parla di idee, bene o male, si può spaziare molto, quindi sono molto curioso. Io devo ripartire da ciò che è già stato detto. Mi pare che ci sia un errore di fondo, proprio, scusatemi, è una critica, ma noi stiamo qui a parlare di cosa farà Zaia come se fossero gli individui singoli, come se Zaia fosse Napoleone, o se Napoleone potesse arrivare qui e risolvere la questione, o Giulio Cesare che sia. È un'idea sbagliata su cui si fonda da un bel pezzo la politica non solo in Veneto e andrebbe invece la questione affrontata in un altro modo. Da quel punto di vista mi trovo a condividere per esempio quello che diceva la signora prima, quando diceva c'è bisogno di gente che abbia voglia di fare politica per dare una mano e per ricostruire invece che per ambizione personale. Mi pare che il grosso sia invece ambizione personale. Levato di mezzo questo problema, e quindi per favore non chiedetemi più il nome del presidente o cosa penso del singolo presidente, perché perfino, come dire, la buona fede è una qualità che va riconosciuta a tutti. Può non coincidere con la nostra, ma non è quello il problema. Il problema è se la buona fede e le buone intenzioni di cui possono essere lastricate la strada dell'inferno e altre strade che portano in posti terribili tipo la Pedemontana, ha un valore
come dire, etico. Qui si tratta di capire che non ci possiamo nascondere, e non è un problema solo del centrodestra, sia chiaro, ma dalla pellagra in questa regione siamo usciti con la Democrazia Cristiana, meno con la sinistra, con la Democrazia Cristiana. Non c'era già più la pellagra quando si è inventata la figura del governatore cosiddetto, che poi si chiama Presidente della Regione. E da quel momento governa il centrodestra in questa regione. In questa regione si è fatta però una scelta economica di fondo, che è quella della piccola impresa, dei piccoli padroncini, eccetera, che al momento porta a una condizione che secondo me non è discutibile. Questa regione campa da una parte di bassi salari, lavoro precario, occupazione a tratti. Vi ricordo che quando si dice che l'occupazione aumenta bisogna anche andare a vedere come sono fatte le statistiche, per cui se risulta occupato uno che ha lavorato un giorno al mese, forse se crescono le statistiche ma non la realtà. Si fonda su, per esempio parlavamo del turismo, bene, il lavoro più precario e peggio retribuito è fra i tanti quello del turismo, dove lavorano gli stagionali. Voi sapete che una volta, per esempio, chi lavorava in un albergo era pagato tutto l'anno e aveva delle cose, adesso invece lavora quei mesi e gli altri si arrangerà, per non parlare della manodopera importata dall'estero e pagata con contratti stranieri molto più bassi e che serve a mantenere lo sfruttamento del turismo. C'è un modello economico e un'idea di economia e di società che continua ad andare soltanto verso l'idea che se si produce un profitto, quel profitto in qualche modo cadrà sulla gente. Questa roba non è vera, eppure continuiamo a perseguirla. Quello di cui avrebbe bisogno questa regione, per esempio, per combattere la crisi della natalità, sarebbe un piano di costruzione di pubblici asili nido, tanto per dirne una, ma anche solo di consultori che vengono poi spazzati via, ma ne parliamo con la sanità, non c'è problema, ma un piano in cui 2 giovani possano da una parte avere una casa che non costi, ieri ho visto l'annuncio di una casa a Padova, 14 metri quadri, 69.000 euro. È in centro però, sono 5.000 e rotti euro, ma è in centro. Gli affitti stanno dove stanno e sono largamente, come dire, ignorati dal fisco e dalla legge. Per cui Padova risultano alloggi vuoti che in realtà sono affittati a studenti o che sono usati come bed and breakfast, a proposito di turismo, clandestini o semiclandestini e non regolarizzati, in cui lavora gente che lavora in nero, in cui le pulizie le fanno persone che non hanno un contratto, e bisogna ragionare su come si imposta questo sistema, e su questo la Regione ha una parte rilevante, non totale, delle responsabilità, perché per esempio il piano casa non è una legge regionale, il piano casa è una legge nazionale. Che abbia fatto disastri qui come altrove è stata una legge nazionale, e, se non sbaglio non è stata neanche fatta dal centrodestra, anche questo va detto. Però il problema è, quello di cui bisogna ragionare è che cosa vogliamo fare di questa regione e in generale del mondo? Vogliamo continuare a pensare che si privatizza tutto e che tutto deve marciare perché produce un profitto innanzitutto, e questo continuerà a produrre differenze, come dire, insufficienti, apertura della forbice fra chi ha e chi non ha, e diminuzione dei servizi, perché potete dirmi quello che volete, ma se andate a contare il numero dei posti letto o il numero delle rianimazioni, a proposito, qualcuno se lo ricorda il Covid, dei posti di rianimazione, questi numeri sono diminuiti, così come sono diminuiti i numeri dei medici, degli infermieri, eccetera. In parte anche questo non è solo colpa della Regione Veneto. Quando si fa un patto di stabilità che dice che non si può assumere nemmeno per sostituire i quadri nei comuni come in tutti i servizi pubblici, quando si svendono, e anche questo per carità non l'ha fatto solo il centrodestra, i servizi pubblici come i trasporti, e non ci si rende conto dell'impatto che questo può avere, guardate, sia sull'ambiente che sulla sanità. Un servizio pubblico può essere destinato, magari lavorando in perdita, ma diminuire la quantità di vetture che circolano e il numero di bambini che si ammalano di malattie polmonari in crescita in questa regione per l'inquinamento anche da vetture, non solo da vetture, da traffico,
Oppure si può decidere che quella roba lì è un ramo morto che si dà e si fa fare, ma il padrone, la società che gestisce un trasporto pubblico ha il dovere per legge di produrre un profitto. È una società per azioni, il suo dovere è produrre un profitto, non produrre un servizio che serva allo scopo. Deve produrre un profitto e quindi farà andare le corse quando gli conviene, farà lavorare gli autisti come gli conviene, userà le macchine vecchie, poi se volete, ma è Padova, quindi io sono molto ferrato sul trasporto pubblico di Padova, un po' meno su quello regionale, ma oppure pensiamo a una regione che faccia, per esempio, dice vogliamo che i giovani possano permettersi di fare dei figli, allora gli dobbiamo trovare il modo di avere una casa a un prezzo accessibile rispetto agli stipendi che hanno. Vi ricordo che c'è un sacco di gente che non arriva a 10 euro l'ora e nessuno parla più di una proposta di legge che sta depositata in Senato con le firme raccolte tutto regolarmente, più del doppio di quelle che servivano, presentata non solo da Rifondazione ma anche da altri, sta lì e nessuno lo discute. E questo non è solo colpa della Regione Veneto, assolutamente no, però mi pare che le forze politiche che governano sono le stesse, quindi far finta che si possa guardare la cosa solo un pezzettino e non tutto è sbagliato. Insomma, e poi chiudo perché tendo ad andare lungo su queste cose perché mi arrabbio, ma non prendiamoci in giro. Si tratta di discutere se il futuro può essere continuato a gestire sull'idea che gli imprenditori sono la salvezza di tutto e che l'unica cosa che funziona è fargli fare profitto, che in questo paese ha sempre significato che gli imprenditori privatizzano i profitti e socializzano le perdite, perché poi quando l'imprenditore dice va bene, arrivederci, me ne vado all'estero, qui resta il problema di come si mantengono i lavoratori che restano senza. Oppure bisogna pensare a un'altra cosa, ripeto, come si fa a dare le case a chi ne ha bisogno invece di vendere le case pubbliche, come si fa a far fare figli, per esempio obbligando ad avere degli asili nido e fornendo degli asili nido pubblici e non privati che costano uno sproposito e che consentono di continuare a lavorare, per esempio, come si fa a garantire, ma questo ripeto non è solo la Regione Veneto, uno stipendio decente a chi fa la maggior parte dei lavori, compresi quelli che stanno negli appalti del pubblico. Ok, abbiamo un po' di materiale adesso per le risposte. Partiamo da Alessandro. Ma guarda, io spero che da casa non abbiano cambiato canale, perché se io fossi stato a casa avrei girato. Perché non si può quelli che la pensano come lei immagino di sì, ma non ho capito. Ma si può contestare l'intervento? A continuare a dire, a fare un minestrone, una confusione pazzesca, dicendo di tutto quello che non va in Italia. Guardi, questa è un'opinione, la esprima come un'opinione come ho fatto io. Allora, la Regione Veneto non ha neanche la possibilità, qui abbiamo un consigliere regionale, lo può dire meglio di me, di risolvere i problemi della nazione, dell'Europa e del mondo. Ho precisato un sacco di volte che non è solo colpa della Regione Veneto. Lo trovo veramente un intervento che è di fuori luogo e di una noia terrificante. Io credo che la risposta quando si dice la verità è fuori luogo, permettimi. Come? È fuori luogo quando si dice la verità. Si esprime un'opinione, se non coincide. No, ma se questa opinione non coincide è noiosa. No. Grazie, lo so che per lei è noiosa. Ma il Veneto non è una repubblica sovrana assoluta e svincolata dal mondo. Ho detto molte volte che siamo all'interno di un contesto dove le possibilità della regione sono alquanto limitate. E proprio perché sono limitate, io credo che la miglior risposta a quello che ha bisogno il Veneto oggi è l'autonomia differenziata. Scripta manent, noi lo scrivavamo quando la Lega sbandierava e parlava di Padania, noi parlavamo di autonomia differenziata, perché l'Italia è lunga e stretta, ci sono situazioni diverse e quindi è giusto che una regione che dimostra di saper lavorare meglio di altri in determinati ambiti possa avere più margini di manovra, e questo non va a togliere nulla a chi invece può continuare con il sistema presente. Quindi se c'è qualcosa di cui può aver bisogno la regione è l'autonomia differenziata, quindi speriamo che la nuova bozza del ministro Calderoli possa soddisfare e non trovare criticità come è successo nella precedente, e chissà che il nuovo mandato ci possa dare questa novità. Elisa, tocca a te. Non abbiamo capito, scusa, non ho capito la visione al di là dell'autonomia, tutto quello che insomma... Poi rifacciamo un altro giro. No, perché è solo per Elisa. capire... Vabbè, scusate. Sì, allora, quando si parlava
prima della situazione del Veneto da un punto di vista economico, io non alludevo esclusivamente al periodo in cui ha governato il presidente Luca Zaia, ma facevo riferimento al modello economico veneto, dove l'ossatura è rappresentata dalle piccole e medie imprese che sono presenti su questo territorio, quindi la manifattura, al quale poi si aggiunge anche il turismo, cioè ci sono vari comparti che da questo punto di vista sorreggono il sistema economico veneto, che nasce, dicevo, da una regione dove abbiamo affrontato una situazione di grande difficoltà con appunto emigrazioni, povertà, e da lì si è usciti grazie alla capacità dei veneti, di chi abitava in questo territorio, di partire dal nulla e con grande laboriosità a uscirne. Partendo dalle stalle e dai garage, i nostri imprenditori sono partiti e hanno realizzato piccole realtà, alcuni sono riusciti poi ad ampliarle, altri sono rimaste un po' più piccole, però il dato di fatto è che questa realtà veneta è riuscita a arricchirsi da un punto di vista economico, comunque a strutturarsi grazie appunto alla capacità imprenditoriale che ha questo territorio, che si è sviluppata negli anni con varie classi politiche, ma che parte da una capacità di fondo che è quella dei veneti di impegnarsi in un territorio dove non era semplice intervenire. Detto questo, la rappresentazione che fa il rappresentante di sinistra, rifondazione comunista, quindi, giusto. Quindi ci dà una visione comunista e giustamente rappresenta una realtà che voglio dire, dà una chiave di lettura che a mio avviso non rispecchia assolutamente la realtà, perché è catastrofista, perché è tutto negativo e tutto non va bene, quando in realtà, ma banalmente, si parlava ad esempio della situazione della cementificazione, del consumo del suolo. Sono state fatte anche delle leggi di recente. Sicuramente c'è stato consumo del suolo legato anche allo sviluppo economico, perché comunque se vogliamo permettere alle aziende di insediarsi, se vogliamo permettere ai cittadini di spostarsi, alle merci di muoversi, abbiamo bisogno comunque di strade, abbiamo bisogno comunque di insediamenti produttivi, comunque c'è la necessità delle persone di andare ad abitare in centri abitati che siano dotati di infrastrutture. Quindi voglio dire, il tipo di sviluppo che c'è stato da un punto di vista edilizio urbanistico della regione tiene conto anche dello sviluppo economico, cioè dobbiamo partire da questo presupposto che se vogliamo arrivare a certi livelli di benessere, alla fine c'è stato anche questo tipo di trasformazione del territorio che con le ultime leggi si è cercato comunque di contenere. Perché dopo gli stessi rappresentanti di sinistra vengono a dire ma bisogna costruire nuove case ATER, ma bisogna costruire nuovi asili nido, bisogna costruire, ecco, avete utilizzato questi termini. Bisogna fare. Finisco il mio ragionamento. Perché se lei mi usa una parola che io non ho usato, non ho detto che bisogna costruire le strutture se ne sono quante se ne vogliono. No, lei l'ha detto, bisogna finanziarle, bisogna fare in modo che esistano, però io non costruire in senso di mettere dei mattoni. Di rispetto. No, perché se lei dice una cosa che io non ho detto non me la può attribuire. Io non intervengo quando parlo e lei non mi attribuisca quello che non ho detto. Quando è il suo turno parlerà per un fatto di educazione e di rispetto. Sempre per quella stessa ragione. Siccome se andiamo a vedere la registrazione verrà che ho usato questi termini perché sono stata la parola costruire, che non significa solo mettere un mattone sopra un altro. Va bene, però costruire la lingua italiana. E lei mi sta attribuendo quel significato e io devo correggerlo. Quando sarà il suo momento lo farà, come ho fatto io, attendendo il mio momento. Quindi se poi andiamo a vedere anche il turismo, è vero che nella nostra regione siamo fortunati perché abbiamo le montagne, abbiamo i colli, abbiamo il lago, abbiamo il mare, però magari anche in altre regioni d'Italia abbiamo delle bellissime contesti da un punto di vista turistico, però non hanno magari la stessa capacità organizzativa in alcune regioni del sud, ad esempio, cosa che invece ha avuto il Veneto o anche l'Emilia Romagna, se voi ci pensate. Non hanno certo delle spiagge o un mare da Caraibi, però sono riusciti a costruire dal punto di vista dell'offerta turistica grandi cose. Perché? Perché c'è una capacità organizzativa anche dietro a questo. Quindi sicuramente il Veneto è dotato di ricchezze e di bellezze da un
un punto di vista naturalistico, però riesce anche a valorizzarle. Ecco l'offerta turistica che viene data. Quindi voglio dire, la capacità che noi dobbiamo continuare ad avere anche da parte della regione che verrà e di chi andrà a amministrare è la capacità organizzativa che deve avere questa regione per continuare a dare dei servizi ai propri cittadini che siano al passo con i tempi. E banalmente, proprio perché in questi anni ho visto come funzionava anche la macchina amministrativa, la macchina regionale, ad esempio il fatto che si voglia tenere insieme due assessorati come la sanità e il sociale in Veneto, con il sociale che è presente nel Veneto, che è tanto, che è importante, che deriva da una tradizione anche che noi abbiamo, richiederebbe un assessorato solo per il sociale, per riuscire ad intercettare tutte le necessità, a strutturare, ad organizzare. Cioè noi dobbiamo riprendere e potenziare la capacità organizzativa che ha questa regione, che hanno le persone che vivono in questa regione, per riuscire a dare delle risposte ai cittadini. Questo è l'impegno e la sfida che noi abbiamo nel futuro e sicuramente se avessimo l'opportunità, e mi riallaccio e chiudo, di concentrarci, di spingere più verso l'autonomia, riusciremo a dare delle risposte anche banalmente più veloci, senza attendere le risposte di Roma per poter poi a livello veneto attivarci. E già questo permetterebbe di accelerare un po' di più i tempi e di dare anche qui un tipo di impulso diverso rispetto ai tempi che a Roma. E su questo ci sarà fatica, è un processo molto lungo quello dell'autonomia, perché se pensate le regioni sono previste in Costituzione dal 48 e sono state realizzate nel 70 e sono state date funzione nel corso degli anni. Insomma, è molto travagliato, però non bisogna mai demordere da questo punto di vista. Fabio, vuoi replicare? Fabio? Un minuto a testa se volete fare una replica. Passa un attimo Giuseppe? avanti, poi... E questo modo di blandire le persone senza rispondere alle cose che vengono dette. Io non ho fatto un quadro comunista del futuro perché io penso che sia necessario, ma al momento stiamo parlando all'interno del vostro sistema che non sapete gestire e che mi pare o non capite o fate finta di non capire. Questa regione si fonda per sua costruzione, poi magari se capita parliamo anche del modello e come è nato, che non è nato in realtà dal fatto che la gente si mettesse in garage, è nato dal fatto che alcune imprese hanno deciso che gli conveniva, possiamo fare nomi e cognomi e meccanismi, ma soprattutto questa è una regione la cui economia si fonda sul turismo da una parte e sull'esportazione da un'altra. Le esportazioni calano perché il nostro cliente principale è la Germania. Fare l'autonomia significa pensare che questa cosa possa continuare per sempre e non è vero, voi avrete bisogno di un mercato interno e non ve ne rendete conto e nel momento in cui tagliate fuori le altre regioni vi private di quel mercato interno, ma in un minuto. Elisa, vuoi replicare? Ma il concetto di autonomia non è tagliare fuori le altre regioni, semplicemente si parte da un presupposto. Noi pensiamo che, la dico in maniera molto semplice, certe cose le può fare meglio la regione rispetto allo Stato. Quindi si chiede semplicemente che in alcune materie e per alcune competenze vengano trasferite dallo Stato alla regione, perché le possa fare la regione e con i risparmi di spesa avere maggiori disponibilità economiche. Questo è banalmente il concetto di autonomia che viene rivendicato. Quindi col fatto delle regioni ricche, regioni povere, non è assolutamente questo, è un fatto, ribadisco, organizzativo, dove si parte da un presupposto che noi pensiamo che il livello istituzionale regionale possa fare in maniera più celere e diversa rispetto allo Stato centrale tipo il Consorzio le Venezia cose. Nuova. E quindi il Consorzio Venezia Nuova, parliamo del MOSE. Allora, se noi andiamo a vedere il funzionamento del MOSE dal 2020... Parliamo di un'organizzazione... Vabbè, dopo avrò... Parliamo di un'infrastruttura, noi guardiamo l'infrastruttura, è dal 2020 che non c'è più il problema dell'acqua alta a Venezia come era nel passato, perché si verificano ancora ipotesi, cioè circostanze di acqua alta, però non più in maniera distruttiva come era prima del MOSE. Questo permette di evitare danni milionari? Sì,
E questa è stata un'opera pubblica che alla fine sta salvando Venezia e sta salvando chi ci abita da danni milionari che nel passato avvenivano, perché avere continuazione acqua alta, acqua nelle case, acqua nelle attività, chiaro non favorisce. Allora, qualcosa di buono in questa regione è stato fatto? Io penso proprio di sì. Allora, quello che noi diciamo è c'è una capacità in questa regione che rispetto ad uno stato centrale può permettere di fare le cose meglio e in economia e con i soldi risparmiati avere più disponibilità economiche. Ok Giuseppe, sì. Allora, intanto la non si risposta. tratta di alcune materie, il Veneto le chiede tutte e sono un'infinità. E se vogliamo parlare di quello, allora parliamo di quello, ma prende tutta la trasmissione. Ma dalla scuola alla sanità, alle strade, a tutto quanto. Io non ci vorrei entrare, vorrei precisare invece, e non sono assolutamente d'accordo, perché il Veneto, allora anche questo va detto, a suo tempo il Veneto è uscito dalle sue cose non solo con le sue straordinarie capacità, che nessuno mette in discussione, ma anche con un certo numero di aiuti dello Stato che venivano anche da altre regioni. Per esempio, la legge, voi lo sapete che esiste una legge, no, non lo so se è ancora valida, ma è sicuramente esistita per un pezzo, per cui i coltivatori diretti non pagavano i contributi ma avevano la pensione. Quella è stata una legge perché questa era una regione prevalentemente come altre regioni del nord in particolare, perché l'organizzazione dell'agricoltura all'epoca al sud era fatta in un altro modo, per cui si contribuiva a dare un futuro a queste persone e a mantenere l'economia di questa regione con un ragionamento collettivo. La cosa della velocità avrei da discutere, perché trasferire la burocrazia da fuori a dentro non cambia, resta la burocrazia e restano gli interessi e resta la corruzione e tutto il resto. Il Consorzio Venezia Nuova non ha fatto solo il Mose, è un'istituzione che è riuscita in 20 anni a spendere molto di più di quello che in 50 anni ha speso la Cassa del Mezzogiorno, sulla quale credo siamo tutti d'accordo che era un baraccone dispendioso. Beh, il Consorzio Venezia Nuova ha fatto peggio, e non riguarda solo il Mose, riguarda quello che si è speso e il buon modo di spenderlo, che sarebbe molto da discutere. Fabio, che adesso è pronto. Ma 20 secondi, allora, il discorso, l'autonomia non è un concetto organizzativo e politico, è semplicemente una parola che serve a livello psicologico per una determinata parte, sfera, chiamiamola come vuoi, come volete, socioculturale, a cui piace sentire la parola autonomia e viene ripetuta tot volte come un mantra per risvegliarli, per aizzarli, per dargli il biscottino. Ma se vai stringi e chiedi cosa vuol dire autonomia, poche persone concretamente sanno analizzare e capire, però fa figo sentire autonomia, si esaltano. Sul discorso, e chiudo perché purtroppo è un po' il mio pane quotidiano, il discorso del si è costruito, si sono fatte strade per lo sviluppo, eccetera. Ci sono modelli di sviluppo, perché se io devo costruire una zona industriale e poi costruirne un'altra adiacente, come fu fatto a Cittadella, che erano fatte 5 micro aree industriali, e ricordo Cittadella che colore ha, quello della mia giacca. Ecco, non è questo il modello a cui ambisco, che se poi andiamo a interrogare le persone che avevano i campi a Cittadella, che si sono viste espropriare per fare la zona industriale, con i camion bilici che li passano davanti, va bene, andiamo un po' a capire poi quanto sono contenti. Poi però gli arriva il biscottino, l'immigrato, l'autonomia, eccetera, e tornano tranquilli. Questo è il Veneto, questo è il Veneto. Le strade, le connessioni, eccetera, ci sono altri modelli di gestione delle connessioni. Pensiamo all'Austria, come trasporta l'Austria. Vi invito ad andare a vedere come funziona l'Austria, che è anche un territorio molto più difficile di quello veneto, tra l'altro. Però hanno adottato tutti altri sistemi che si potevano tranquillamente adottare anche in Veneto. Quindi chiudo. Chiudo perché sennò potrei andare avanti altro, ma un minuto se lo sto sforando. Quindi il fatto proprio si è costruito per questo modello, per far aumentare l'economia. No, è sbagliato il concetto, si poteva recuperare, si può ripristinare, recuperare, ristrutturare, rigenerare tutto quello che inizia per R in edilizia per progredire. E chiudiamo il cerchio con Alessandro. Beh, qualche anno fa erano stati fatti anche da parte di gruppi venetisti che poi hanno stimolato anche l'idea di arrivare al referendum famoso per l'autonomia, oppure ce n'era un quesito anche per l'indipendenza che ovviamente non fu approvato. Fecero anche degli studi
economici e mi pare smentiti da nessuno che sommando tutti i trasferimenti che dal Veneto arrivavano allo Stato centrale e sommando quanti ne tornavano indietro, creava un saldo negativo di 20 miliardi di euro all'anno, cioè 70 miliardi di euro dati e 50 miliardi di euro ricevuti. Questo per dire che, per spezzare anche una lancia in favore delle importanti infrastrutture che sono state portate in Veneto, che vengono molto criticate, si sente quotidianamente critiche alla Pedemontana, critiche alle Olimpiadi invernali di Cortina. Allora sappiamo benissimo che quando noi portiamo nel territorio importanti eventi, portiamo una ricchezza che ovviamente costa, ma di infrastrutture che vanno ad arricchire il territorio e vanno a pianificarlo anche per gli anni successivi. Io nel periodo che sono stato sindaco di Cordignano ho avuto 3 passaggi del Giro d'Italia e abbiamo avuto l'occasione di riasfaltare tutto il paese praticamente, perché una volta è passato in una direzione, una volta in un'altra e un'altra volta in un'altra ancora, e le strade a distanza di pochi anni sono ancora lì rimesse a nuovo. La Pedemontana va a, parlando di strade, va a risolvere o a migliorare la viabilità di tutta una serie di comuni che sono altamente abitati, altamente industrializzati e che erano assolutamente privi di strade. Dal mio comune si sta prima ad espatriare in Slovenia, si stava prima, piuttosto che arrivare a Castelfranco Veneto da un capo all'altro della provincia di Treviso. Oggi con la Pedemontana le aziende, i camion, le persone che vivono lì hanno la possibilità di avere una mobilità che è adeguata al tipo di regione in cui vivono e prima non lo era assolutamente, quindi basta continuare a criticare sempre a priori tutto quello che viene fatto. Però lei dice che non si può, che nessuno smentisce, e io potrei smentire. Bene, allora adesso cedo la parola alla regia per una breve pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Ma perché ho la pupetta piccola? Rieccoci in onda. Allora, l'avevo già anticipato, per il Ministero della Salute la sanità del Veneto è la migliore d'Italia. Scendendo nel dettaglio, Veneto è primo in assistenza territoriale, secondo per la prevenzione e terzo per le cure ospedaliere. Nonostante ciò, i cittadini continuano a lamentarsi per le lunghe tempistiche in attesa e per le altre problematiche di gestione sanitaria. Sono le persone che non apprezzano gli sforzi della Regione o la colpa è da attribuire a qualcuno? Elisa. Allora, che sulla sanità ci sia da intervenire, che tra l'altro quando noi parliamo di salute è un concetto molto più ampio. La sanità va un po' a focalizzare sull'organizzazione, quindi ritorniamo sul fatto organizzativo. C'è una situazione complessa in generale perché rileviamo che a livello nazionale c'è un problema di liste d'attesa. C'è un problema di liste d'attesa legato a il numero delle prestazioni che comunque aumentano, cioè rispetto anche a qualche tempo fa si fanno molte più risonanze, molte più prestazioni a livello ambulatoriali che vengono richieste, quindi aumenta il numero e questo sicuramente è un elemento da tenere in considerazione. Poi la presenza di professionisti e degli operatori sanitari, anche questo incomincia ad essere una questione che va ad incidere sul sistema sanitario. Mancano in determinati ambiti figure di medico, di professionista, pensiamo, non so, alla anestesia, rianimazione, pensiamo in alcuni altri contesti dove appunto diventa difficile riuscire cioè vengono banditi concorsi e non partecipano i medici. A fronte di questo, ecco, manca anche il professionista, per non parlare ad esempio degli infermieri, altra figura che sempre di più, oppure gli operatori sociosanitari, che diventa sempre più carente. Quindi a fronte di queste difficoltà è chiaro che poi con più difficoltà, magari rispetto anche al passato, si riescono a dare le risposte. Questa diventa la sfida che noi ci dobbiamo porre
per riuscire a dare dei servizi nella nostra sanità che siano all'altezza, perché le eccellenze ci sono. Cioè, banalmente, se noi pensiamo ai trapianti, cioè noi abbiamo a livello nazionale, a livello europeo, ma anche a livello internazionale, dei professionisti che operano nell'ambito dei trapianti che, voglio dire, sono delle eccellenze, riuscire quindi ad accedere e viene data la possibilità di farlo, comunque il cittadino viene curato. Dopo però ci sono degli aspetti più legati alla gestione quotidiana e ordinaria sulla quale invece dobbiamo intervenire, e questa è la sfida anche per la prossima amministrazione regionale, sulla quale dobbiamo assolutamente riflettere come regione, tenendo conto che a livello nazionale tutte le regioni hanno lo stesso problema. E tra l'altro si sta ponendo anche una questione di interlocuzione tra Stato centrale e regioni, perché dopo, guardate, cambiano le amministrazioni, cambia il colore politico, però il dialogo, la logica tra Stato centrale e territori, quindi in questo caso regioni, porta sempre ogni tanto a degli attriti, a delle frizioni, perché ci sono modi diversi di concepire la gestione amministrativa, e anche su questo, a mio avviso, qualche riflessione in più andrebbe fatta. Grazie. Giuseppe. Sì, no, è vero, è vero. Se uno arriva al Gallucci vivo avendo un infarto in corso, ne esce vivo. Sono bravissimi. Le eccellenze sono straordinarie. Dopodiché però c'è metà dei medici di base. Perché non so voi, ma io sono fortunato, ho un medico che c'è 6 giorni a settimana, tutti i giorni per almeno 6 ore. Normalmente mi dicono, mi raccontano, mi chiedono: ma tu come fai a avere quel medico lì? Perché i medici ce ne sono, hanno il doppio più o meno di quelli che dovrebbero avere. La quota è stata raddoppiata perché sono troppo pochi e vengono pagati a mutuato, che si chiamavano mutuati, insomma, l'assistito, e lavorano una media di una dozzina di ore al mese. Io non vedo intervento in quello. Questo significa, per esempio, che quando il medico non c'è, uno cosa fa? Va alla guardia medica, ma la guardia medica c'è quando il medico non dovrebbe esserci, non quando effettivamente non c'è. Per cui, per esempio, il sabato mattina la guardia medica non c'è perché dovrebbero essere reperibili i medici di base. Non avviene. Sabato pomeriggio la guardia medica, ma la guardia medica non può prescrivere esami, può prescrivere medicinali, ma non può prescrivere esami. Quindi dove si finisce? Tutti in pronto soccorso. Dopodiché si va in pronto soccorso e per una cosa anche seria, ma che non provoca immediato pericolo di vita, si sta lì 8 ore a fare impazzire della gente che nel frattempo sta curando della gente che, se non viene soccorsa subito, muore nel giro di mezz'ora. Questo è il quadro della normalità, non dell'eccellenza. Quando poi sono passato al pronto soccorso e ho un infarto in corso, mi portano al Gallucci e mi salvano. Ma nel frattempo c'è un intasamento e un numero insufficiente di strutture. E ripeto, tutto questo corrisponde a una scelta. Perché, per esempio, è sempre brutto parlare di se stessi, ma io ho dovuto fare un esame che si fa solo nel pubblico, che doveva essermi dato entro 10 giorni, non era possibile 40. Capisco, non sono morto, ma il medico era preoccupato, poi è andata bene, ma va bene così. Ma ne dovevo poi fare un altro che dipendeva da quello e che doveva essere anche quello entro 10 giorni. Quello lì risulta che me l'hanno fatto dopo 6, ma perché? Perché me l'hanno prenotato dopo che ho fatto quello precedente, in realtà ne sono passati 50 di giorni. Quindi il modo in cui si contano le code, il modo in cui si prestano le cose e di fatto la scelta di esternalizzare tutto quello che può essere fonte di profitto, ancora una volta, perché è difficile guadagnare su un trapianto di cuore o su un intervento o su una cura per un tumore, che vengono fatte bene. Si guadagna molto di più facendo le ecografie, facendo i parti, facendo tutto quello che può essere finanziato, e lo è, dai soldi pubblici, e avendo un surplus di spesa che è il guadagno del privato che lo fa. Cosa legittima, ma è legittimo privatizzare, oppure questa roba dovrebbe essere fatta in funzione del far prevalere il pubblico? E poi le strutture, esiste una cosa che si chiama principio di precauzione. Il principio di precauzione è quella cosa che dice che se esiste la possibilità di un incidente, per esempio, a proposito di record del Veneto, i morti sul lavoro, mi stavo scordando, e il numero di ispettori
che dovrebbero essere assunti, che vengono promessi e non vengono assunti, ma sto derivando. Ma il principio di precauzione è quello che ci fa avere, per esempio, dei reparti celere chiusi nella caserma per il 90% del loro tempo, per la volta che poi c'è bisogno di fare uscire il reparto celere. Quelli lì sono pagati anche quando non sono, per fortuna, utilizzati, o ci fa avere, per andare più in grande, una difesa degli intercettori pronti a decollare in 15 minuti, perché non si sa mai qualcuno ci volesse attaccare. Ce li abbiamo, non è che aspettiamo. Invece, per quello che riguarda le rianimazioni, ce le abbiamo commisurate al minimo indispensabile. Per quello che riguarda i medici di base, ce li abbiamo commisurati al minimo indispensabile e forse anche meno. Per quello che riguarda i posti letto, ce li abbiamo commisurati. Allora, perché vale per un sacco di cose, per la sanità, il principio di precauzione non vale? L'avete visto nel Covid, non è che può essere negato. Grazie. Alessandro? E la sanità è... Allora, noi siamo una regione che ha una serie di eccellenze. Io sono, per dire, anche presidente di un'associazione che è di supporto al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto, che è un'eccellenza non a livello veneto, ma a livello nazionale e internazionale. Fanno dei convegni per medici, con medici da tutta Italia e dall'estero, convegni e master, dove questi medici si collegano o arrivano per migliorare, per imparare, per capirne di più. Il problema della nostra sanità, che lo avvertiamo anche con i medici di base, è che abbiamo poco personale. Allora io conosco il vecchio dottore del mio paese, che era il mio medico quando ero bambino, adesso è in pensione, che dal 99-2000, quando in Italia è stato introdotto il numero chiuso all'università per i medici, che quindi da 25 anni fa criticava questo provvedimento perché diceva è un provvedimento scellerato, i danni li vedremo fra qualche anno. Quindi non è una carenza, una mancanza della Regione Veneto, ma è stata poca lungimiranza di chi ha inserito in quel modo il numero chiuso un quarto di secolo fa. Poi sappiamo che per formare un medico ci vogliono almeno 10 anni e quindi i disastri ci arrivano oggi. Questa è la risposta, piaccia o non piaccia. Però posso aggiungere una cosa? Sì, prego. Perché anche come componente della quinta commissione, che è la commissione della sanità in regione, qualche dato ce l'abbiamo. Allora, sui medici di medicina generale, che prima si chiamavano medici di base, medici di famiglia, non è vero che non ce ne sono. La questione è che ci sono delle sedi vacanti, cioè delle realtà comunali dove potrebbero esercitare, dove nessuno vuole andare, pur essendoci la lista dei medici di medicina generale disponibili. Perché nessuno ci vuole andare? Per 1000 motivi, perché magari nei luoghi di montagna non si vuole andare, perché in un determinato contesto non offre servizi, per 1000 motivi un medico decide che lì non ci vuole andare e la regione non ha alcun strumento per dire qualcuno là ci deve andare, perché il medico di medicina generale, o medico di base, o medico di famiglia come veniva chiamato, non è un dipendente del sistema sanitario come è il medico ospedaliero. Il medico ospedaliero, cioè il medico lavora in ospedale, gli viene impartita un'indicazione, un ordine, eccetera, la fa, perché è dipendente del sistema sanitario. Il medico di medicina generale non lo è come il pediatra di libera professione, un libero professionista che fa una convenzione col sistema sanitario, ma che, voglio dire, ha un contratto col sistema sanitario. Per cui il medico di medicina generale che non vuole andare a ricoprire quella sede vacante non ci va e resta sprovvista. Adesso cosa sta succedendo, tra l'altro? Che mentre nel passato tu vedevi che i medici di medicina generale andavano, si prendevano il loro studio in affitto, no, nei vari comuni, le loro ambulatorie. E adesso, ad esempio, il medico di medicina generale va da un sindaco e dice: sai che c'è, e siccome io voglio prestare servizi in questo comune, mi devi fornire l'ambulatorio. E quindi i sindaci diventano matti perché vogliono assolutamente avere il medico, perché sennò i cittadini protestano, non hanno più il medico, giustamente, perché è un servizio fondamentale, e quindi
vengono garantite anche le strutture per Qualcuno cercare... chiede anche l'impiegata. Sì, tutta una serie di servizi. Ma qual è la vera, quindi per darvi l'idea di quello che sta succedendo rispetto anche al passato, i medici che c'erano nel passato anche come impostazione. Ma aggiungiamo anche un ulteriore dato, che rispetto al passato oggi c'è tanta burocrazia. Tu ti vedi sti medici di medicina generale che sono sempre là di fronte al computer che devono compilare, scrivere. Ecco, quello porta sicuramente via tanto tempo ad un medico che nel passato visitava, toccava le persone. Oggi avviene per telefono, oppure si riesce ad avere un appuntamento, perché adesso con difficoltà riesci ad andare dal medico quando stai male, devi prendere appuntamento, che magari dopo una settimana, dopo 15 giorni, nel frattempo tu stai male. Ecco perché magari qualcuno va anche al pronto soccorso, perché si deve anche aspettare una settimana, 15 giorni, ma c'è questo problema, perché sono caricati anche i medici di tutta questa parte burocratica, perché noi continuiamo a dire ma con la tecnologia la vita ci è semplificata, ma non è mica vero che la vita sia stata semplificata con la tecnologia, ci sono ancora più incombenze rispetto a prima, perché c'è tutto da compilare, da inserire dati, ecco. Quindi sicuramente quello che si può fare è cercare di alleviare la parte medica, sgravandola da tutta la parte amministrativa burocratica e cercando di riportare a quell'attività clinica, che è un'attività di visita, che è un'attività di contatto, che è un'attività dove le persone si incontrano fisicamente. È che, e dopo chiudo, la mentalità che sta prendendo piede anche sulle nuove generazioni dei medici è che sempre di più si sta andando verso la telemedicina, no? Verso l'uso della macchina, verso il fatto che le persone non le vedi neanche più, perché ti basta con, a distanza, con lo strumento, visitare la persona. Ma in realtà non è così, perché come dice il mio medico, su 100 volte che tu visiti una persona, anzi su 99 che visiti una persona, magari la 100ª volta che la visiti e che la tocchi riesci a capire qual è effettivamente il problema. Quindi diventa fondamentale il rapporto e il contatto fisico, che per un fatto anche di impostazione culturale sta anche cambiando tra i medici. Quindi anche su questo ribadisco andrebbe fatta una riflessione. Chiudiamo il giro con Fabio. Ma allora, provo a dire come la penso su come dovrebbe essere, più che, diciamo, dare una lettura di com'è, delle critiche, eccetera. Avendo la fortuna appunto di viaggiare spesso e ho avuto anche la sfortuna di dover utilizzare sistemi sanitari esteri e insomma cercando un po' di analizzare il modello veneto e provando a paragonarlo ad altri o cercando di capire anche con medici, per carità, non solo così tra me, ma con anche altre persone, secondo me un modello a cui dovremmo ambire, al netto della prevenzione che, come sappiamo, non va tanto di moda in Italia in generale, il fatto di prevenire, che se ne dica, che vengano fatte campagne pubblicitarie ad hoc specifiche, ma di fatto se andiamo a guardare i soldi, il denaro speso per la prevenzione non è sufficiente a garantirla. Comunque, secondo me, il prossimo presidente, la prossima giunta regionale, auspico, provi a traghettare il sistema attuale in una sorta di quello che anni fa, mi ricordo anche come partito politico cercavamo di promuovere, quello di pronti soccorsi di zona, di quartiere, di area, dove, ad esempio in Germania, i medici di base hanno tutto un altro concetto rispetto a qui. Ci sono delle strutture con 2-3 medici di prossimità nei quartieri, dove la persona che ha qualche problematica non va ai pronti soccorsi, che se oggi adesso prendiamo in mano il telefono, andiamo a guardare gli accessi ai pronto soccorso, per fortuna sono online, vediamo quanti ce ne sono contemporaneamente, simultaneamente a tutte le ore del giorno e della notte. Quindi gli acuti che vadano comunque in ospedale, ma tutte quelle persone che per una qualsiasi, diciamo, problematica si recano dal medico di base, che come abbiamo sviscerato prima sono sotto stress numerico, va bene, avessero dei centri di prossimità dove magari viene fatta una veloce diagnosi o comunque possono anche contare su personale medico snello e anche su più ore, non gli orari, diciamo, limitati che hanno i medici attualmente. Ciò eviterebbe di intasare i pronto soccorsi, ci sarebbe maggiore prevenzione, quella che dicevamo prima,
ma soprattutto si potrebbe anche snellire il sistema sanitario e mediare, ponderare le risorse senza avere gli sprechi che abbiamo attualmente, insomma, e senza dover passare o essere costretti a passare sul privato. In famiglia, anche mia madre ha avuto bisogno di alcune cure, di alcune, scusate, analisi importanti che anni fa riusciva a prenotare nell'arco di 3-4 mesi, adesso si arriva anche a 12-14 mesi per la stessa diagnosi. Capite che qualcosa si è inceppato, capiamo che qualcosa si è inceppato, quindi ecco, quello che vorrei è proprio questo, un sistema più snello che punti sulla prevenzione, punti sugli accessi più facilitati. Allora, siamo all'ultimo Mi argomento. permetto solo di aggiungere Dopo proprio anch'io, però. una battuta. Sei velocissimo? Dopo Sì. anch'io, però. Sono previste le case di comunità Sì. e questo col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono investiti i soldi, 99 case di comunità in tutto il Veneto che hanno questo obiettivo, quello di radunare i medici medicina generale e di fornire quelle prestazioni che evitano alle persone di andare poi nei pronti soccorsi, quindi è già in previsione questa cosa. Una ogni 30.000 Bisogna- abitanti circa. Sì, e poi bisognerà anche convincerli a fare ad andare, perché se il problema è convincerli, chiaro che non è, ancora una volta lo dico tanto per capirci, perché non fingiate di no, non è un problema solo del Veneto. Mi risulta che al momento ci sia la stessa maggioranza, ma altre maggioranze hanno fatto cose altrettanto sbagliate. Ma si rimarrà il problema di convincerli a stare nella casa nell'ospedale di prossimità dei Belluno in mezzo alle montagne. Nel frattempo però vengono chiusi i presidi sanitari, i pronto soccorsi, quelle cose lì, vengono accorpati gli ospedali e aumentano i ticket. Dato che credo sappiano, sono diminuite drasticamente gli esami preventivi per quello che riguarda i tumori al seno e tutto il resto. La prevenzione costa perché costa in ticket, ci sono persone e aumentano per le ragioni che dicevamo prima, di scarse retribuzioni, occupazioni occasionali, eccetera, diminuiscono le persone che se li possono permettere. Ergo, a un certo punto, sempre guardando al futuro come per i medici, arriverà un mare di persone che avranno bisogno delle cure per un tumore invece che quelle costose, quelle che fa solo il pubblico, quelle che sono bravissimi a fare, ma che si potevano evitare se prese in tempo, e non accade. Per cui non nascondiamoci, per favore. I tempi lunghi e i costi non vanno d'accordo con la prevenzione, questo è il concetto. Allora, siamo in Però le chiusura. case di comunità sono diverse dagli ospedali. Sì, un'altra di cosa. comunità, Certo, per carità, perché no, sono due, certo, sono due cose concordiamo. diverse per quanto D'accordo, riguarda ho sbagliato la prevenzione. parola, ha ragione. No, non mi bisogna essere precisi nei concetti. Ho usato ospedale, ha ragione lei. E invece case di comunità sono cose diverse perché ci sono anche gli ospedali di comunità No, no, che grazie, devono certo. essere Allora, Ho siamo sbagliato andati io. un po' lunghi, Lo ammetto. siamo andati un po' lunghi, e ma la vorrei... prevenzione si sta facendo, basti pensare al tumore al seno che addirittura è stata ridotta l'età per poter appunto fare gli screening, quindi la regione del Veneto a livello italiano è una delle regioni che si fa più prevenzione, ma ci sono i dati. Sì, proprio di quei dati. Allora, abbiamo un ultimo argomento che vorrei trattare, ma giusto un minuto a testa perché appunto i tempi sono molto stretti. Quanto è importante valorizzare la cultura veneta anche a livello istituzionale? Partiamo da Alessandro. Beh, c'è un argomento che mi sta un po' a cuore, non è mai stato trattato in Veneto, no? Facendo poi un parallelismo con il Friuli. In Friuli hanno decodificato la lingua friulana, una regione che non ha mai avuto una sua storia di autonomia come il Veneto, che fu Repubblica Serenissima per un millennio, e in Friuli hanno codificato la lingua friulana, facendo arrabbiare magari anche un po' i triestini, perché la regione Friuli sappiamo che non esiste come territorio unitario da un punto di vista culturale, perché c'è Friuli trattino Venezia Giulia. Friuli parlano il friulano, lingua ladina, eccetera. Venezia Giulia è il veneziano sostanzialmente, con un accento un po' diverso, no? Conosco personalmente una giornalista che è anche insegnante a scuola di friulano. La stessa cosa avremmo potuto farla in Veneto. Noi una lingua ce l'abbiamo, è il veneziano, e potrebbe essere benissimo codificata come lingua ufficiale se si vuole utilizzare ad esempio in documenti o in discorsi ufficiali. Non è Sono che questo... completamente d'accordo con Poi te. nella cultura si può fare di tutto, di più e tantissime cose. È un peccato che però un territorio che appunto è figlio di una repubblica secolare non sia riuscito con una commissione di esperti, di uomini di cultura, a codificare in maniera ufficiale questa lingua. Chissà che magari in futuro si possa fare.
Fabio? No, per carità, ci sta, però io vedo cose più importanti, sinceramente, voglio dire, con tutto rispetto per la lingua, eccetera, però secondo me la valorizzazione della cultura non passa per le sagre paesane, avere una lingua, non avere una lingua, passa dalla valorizzazione del nostro patrimonio, i musei, la tenuta, anche la conservazione del nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico e paesaggistico. In questo secondo me noi veneti manchiamo, abbiamo una forte, spiccatissima radice territoriale, noi altri siamo veneti a casa, come ho detto prima, in scale, mattone e a lingua, eccetera, ma ci perdiamo, cioè di questo fondamentalmente non campiamo se abbiamo la lingua veneta o la lingua italiana o la lingua friulana, campiamo se abbiamo un modello culturale, va bene, che possa essere strategico e possa essere un'offerta per le altre regioni, ma anche per l'estero. Lo è già, certo, l'abbiamo sviscerato prima, abbiamo concordato tutti quanti su questo concetto, però non è sufficiente e mi imbestialisce sinceramente stare sempre fermi alla sagra, alla lingua, alle tradizioni venete. Andiamo oltre, siamo cittadini del mondo. Io quando viaggio per il mondo apprezzo quello che trovo, ma fondamentalmente non è che vado con la bandiera Misso Veneto, cioè io sono cittadino del mondo e mi piace essere cittadino del mondo e voglio trovare altrettanto questo e voglio offrire questo quando vengono altri cittadini del mondo. Quando invito i miei amici della Germania, dalla Francia, dalla Colombia, gli faccio vedere il nostro territorio, ma non è che mi metto a parlare veneto o lo porto alla sagra. Cerco di fargli capire quello che abbiamo costruito negli anni di storia, ok? È un concetto molto sottile, ma dobbiamo arrivare a questo, dobbiamo fare un salto culturale, non dobbiamo rimanere chiusi nel nostro orticello veneto, perché mica ho fatto botteghetta, mi qua, mi so veneto, mica ische impiantare sotto il giardino. No, dobbiamo bypassarlo, se no rimarremo sempre lì, sempre dei sempliciotti, progrediamo, andiamo avanti, ecco, questo è. Mi trovi d'accordo in parte, ma non del tutto, perché di veneti nel mondo ce ne sono dappertutto, quindi è giusto ovunque. Anche ricordarlo. C'è una nuova nel Treviso tempo. in Brasile, per dirti, una Sì. città che si chiama proprio Nuova Treviso, quindi insomma. Giuseppe? No, io credo si senta che non sono veneto, vero? Nonostante sia qui da molto tempo e abbia imparato a capire la lingua e in parte a parlarla, penso che tutte le tradizioni, le culture, le radici di tutti debbano essere valorizzate. Penso che sia vero che la cultura veneta non è solo la sua lingua, ammesso che io non sono sicuro che poi se fossero scritti in veneziano stretto a Belluno li capirebbero, Sinistra Piave li capirebbero, ma questi sono problemi interni. Ma cambia parecchio ed è uno dei suoi valori il fatto che in Veneto cambi molto la lingua, ma esiste tutto un patrimonio culturale che va valorizzato, ma penso anche che questo patrimonio culturale non debba essere valorizzato per isolarsi, debba essere valorizzato per, come dire, confrontarlo, integrarlo, mischiarlo e che quindi accanto a quello ci vada una, come dire, non possa sostituire quel pezzo lì la necessità invece di costruire poi una cultura collettiva, possibilmente internazionale, non è nemmeno italiana, ma che metta in grado le persone di avere il suo background e di usare quel background per il loro background, scusate le persone, terribile, le persone di avere il loro background e di poterlo usare per confrontarsi col resto del mondo. Non credo che il problema sia scrivere i documenti poi, anche se io preferirei per esempio che fossero scritti in italiano invece che in anglo, perché fossero comprensibili, ma il problema non è, il problema è salvarlo, saperlo, usarlo, ma saperlo anche integrare col resto, non usarlo per isolarsi. Elisa? Ma adesso mi raccontavano dei miei conoscenti che abitano negli Stati Uniti, il top è venire in Italia in vacanza nelle Dolomiti. Quindi l'operazione che viene fatta anche con le Olimpiadi, da un punto di vista della comunicazione, è un'operazione interessante perché a livello mondiale c'è questa immagine quindi del Veneto internazionale che punta poi su una nostra bellezza che abbiamo da un punto di vista territoriale, che è rappresentata dalle Dolomiti. Quando noi parliamo di Venezia, quello che accade a Venezia si viene a sapere in tutto il mondo
E questo dà l'idea del respiro internazionale che ha Venezia e la regione Veneto, legato ad una realtà appunto come quella veneziana, dove noi magari non conosciamo, ma ci sono eventi e avvenimenti che richiamano e hanno poi una risonanza, che succedono a Venezia, in tutto il mondo. Accanto a questo, quindi a questa dimensione così internazionale, così di ampio respiro, abbiamo anche quella parte di cultura dove c'è la sagra, che rappresenta ad esempio il patrimonio immateriale e viene riconosciuta come patrimonio immateriale che deve essere preservato. Perché? Perché fa parte delle tradizioni dei territori, perché le persone si aggregano, perché magari vengono valorizzati dei prodotti tipici locali, perché favorisce, e quindi da un punto di vista enogastronomico, favorisce il turismo, e magari si raccolgono fondi per la scuola dell'infanzia, per la determinata attività da realizzare da un punto di vista sociale sul territorio. Quindi ci sono ampie sfaccettature e non è quindi magari da demonizzare il fatto che si dà un minimo contributo, ribadisco, ad una sagra dove si valorizza il prodotto locale, si valorizza il punto enogastronomico, dal punto di vista turistico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista aggregativo, perché la gente ha anche bisogno di ritrovarsi e stare insieme. Quindi tutto questo è la cultura che noi dobbiamo spingere e sostenere. Quindi dall'aspetto internazionale che può avere una città come Venezia, per tutti i beni artistici, architettonici, ma quando parlo di Venezia poi intendo tutto il resto che può essere valorizzato delle città d'arte che noi abbiamo, del patrimonio culturale storico che c'è. Perché ricordiamoci che al Veneto ci sono i paleoveneti, i romani, il Medioevo, c'è di tutto e di più nella nostra regione. Ma anche c'è l'aspetto più, diciamo, più prosaico, magari più legato alla convivialità, ma che rappresenta anche questo aspetto culturale. Quindi nella regione che verrà, mi aspetto una regione che tenga conto di tutta la cultura e le sue sfaccettature, che sono tante. Allora, grazie. Io passo i saluti e i ringraziamenti per i nostri ospiti. Partiamo da Alessandro Bizza. Grazie, aggiungo che comunque a chi dice che dobbiamo aprirci al mondo, il Veneto è la prima regione per turismo e i cittadini del mondo vengono in Veneto, anche nelle colline dove abito io dell'UNESCO, dove ho avuto il piacere di essere tra i sindaci nel 2016 che con Zai hanno firmato la richiesta. Quindi evviva il turismo veneto, grazie e un saluto a tutti. Elisa Venturini. Grazie per l'invito e buonanotte. Giuseppe Palomba. Grazie e buona serata a tutti. E Fabio Casetto. Grazie Matteo, grazie per il dibattito e buonasera e alla prossima a tutti. Ringrazio anche il gentile pubblico, quindi l'associazione Identità Veneta, presente questa sera. E permettetemi di fare i saluti di fine stagione. Allora, ringraziamenti sicuramente al Veneto che ha accompagnato tutta la stagione Attuali Talk, in particolare Jacopo Cepparo, vice direttore editoriale, Massimo Cecchini per i preziosi contributi dedicati al nostro programma, Fabio Casetto e Tito Borsa, gli ospiti fissi appunto durante la nostra stagione, Davide Maggiolo in regia, Flavio Righetto, cameraman, il direttore di Caffè TV24 Massimo Righetto, tutti gli ospiti e il pubblico che ha popolato per la prima volta, diciamo per la prima stagione il nostro studio, e infine un saluto e un ricordo al nostro indimenticabile Eriberto Andretta, per il quale rimane sempre nei nostri cuori e ci vuole un applauso. Io ovviamente ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno sempre seguiti, sempre più numerosi durante la stagione. Vi auguro una buona notte e ci vediamo alla prossima stagione. Grazie e arrivederci.